Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Sarebbe una forte lite avvenuta durante la festa per il 18° compleanno della figlia, ciò che ha portato alla morte di Vincenzo Rizzotto a Mascalucia nel Catanese. L'uomo è stato ucciso dal suocero Giovanni Nicolosi, arrestato per omicidio. Un dodicenne è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada coi propri genitori ad Acireale. Il bambino, che ha riportato un trauma cranico e delle fratture multiple alla testa, è ricoverato attualmente con prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato straniero di 39 anni senza fissa dimora per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato 82enne. L'uomo ha aggredito con una pietra, calci e pugni l'anziano per derubarlo. Il GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha respinto la richiesta di patteggiamento di 5 dei 6 tunisini accusati di pirateria. Questi avrebbero depredato un gruppo di migranti durante una traversata nel Mediterraneo la scorsa estate. Messina sarà interessata da nuove infrastrutture che la renderanno più fruibile anche rispetto al ponte. Queste le parole del presidente della regione Renato Schifani, presente all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.